Stasera niente di nuovo. Un programma a cura di Giuliano Fournier. Come dolce qualche volta conversare, cuore a cuore per telefono con te, e al segreto di quel filo confidare, quel che a voce sempre facile non è. Dolce filo misterioso, malizioso legame d'amor che ci unisce di lontano e man mano attinge due cuor. Io tremo se mi porta la tua voce, poi chiudo gli occhi e come in sogno vedo te. Dolce filo misterioso, delizioso legame. Cari ascoltatrici e ascoltatori, buonasera, sono Giuliano Fournier per farvi compagnia questa sera fino all'una, ma iniziamo intanto con Stasera niente di nuovo e ho il piacere di avere con noi un personaggio molto simpatico, è già stato ospite qui da noi e questa sera sono felice di riaverlo. Il suo nome, che voi tutti conoscete, è Fausto Cigliano. Ciao Fausto e grazie per essere con noi questa sera. Ciao Giuliano e buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie. Prima di tutto volevo ancora ringraziarti perché mi fa molto piacere averti parlare della musica, parlare di questi dischi che tu hai fatto. Tu, oltre ad aver registrato un disco dedicato quasi, si può dire, a Nat King Cole, perché ci sono canzoni quasi tutte di Nat King Cole, infatti tu a un certo punto canti un brano scritto da te dove dedichi a una canzone a Nat King Cole. Chiaro. Poi mi è arrivato dalla tua casa discografica un altro bel disco intitolato Teatro della canzone napoletana. Ah, ma Teatro della canzone napoletana ti è arrivato? Sì, mi è arrivato. Ah, Ed è di questo questa sera. Adesso ascolteremo anche canzoni dedicate a Nat King Cole, ma vorrei parlare di questo Teatro della canzone napoletana. Oltretutto c'è un bellissimo libretto dentro con personaggi famosi come Totò, Peppino De Filippo, Edoardo. Tu hai avuto occasione di conoscere Totò? dunque io Totò l'ho conosciuto proprio, diciamo così, in occasione di una registrazione di una sua canzone. Lui era un personaggio molto simpatico, al di là del fatto che fosse Totò, ma quando lui faceva le canzoni era un'altra persona, una persona assolutamente seria, e difatti mi invitò a casa sua per declamare i versi di questa canzone che poi io ho inciso anche in questo disco di cui tu stai parlando. Qual è? E vediamo un momentino, Come dici sta a fa, credo. Come dici sta a fa, che ascolteremo naturalmente. E mi ricordo perfettamente che andai, tra l'altro mi accompagnava mio fratello a casa di Totò, bussammo, entrammo e ci venne ad aprire proprio lui. Entrando nella stanza, diciamo, nel salone, passai vicino a un mobile sul quale c'era un oggetto misterioso per me. Ti parlo di quello che successe allora, no? E poi dopo andammo a sentire le parole della canzone che lui recitò con grande serietà, eccetera, eccetera. Andando via, salutandolo, eccetera, Totò prese sotto braccio mio fratello Aldo e gli disse: senti Aldo, ma quella cosa che stava sul comò è proprio è una cosa che gli piace a Fausto, eccetera. Io non avevo idea onestamente di cosa fosse. Aldo, mio fratello, si schernì e Totò disse: va bene, senti, guarda, glielo do.
e mi volle necessariamente, voglio dire, a tutti i costi darmi questo che erano quei primi mangiadischi dei 45 giri. Ah, mi ricordo, sì, Non so certo. se Oh, capito? come no, certo. Credo che fossero della Philips, non si fa reclama, ma insomma si Beh, può non dire eri- perché ormai è un cimelio storico. Certo, Voglio ci dire, mettevano anche in macchina, se non sbaglio, una volta. Sì. esatto. E dovetti prenderlo per forza, quindi per Beh. dirti la cortesia e l'amabilità di quest'uomo, che era Certo. veramente eccezionale ed era riconosciuta da tutti coloro i quali hanno avuto un contatto con Totò. Ecco, dimmi una cosa, io ho sempre saputo, io non ho mai avuto occasione di conoscere, un vero peccato, mi sarebbe piaciuto perché io sono fanatico di Totò. Sì. Mi hanno detto che lui era completamente diverso dal Totò sullo schermo nella vita privata. Per quel poco, diciamo così, che ti posso dire del contatto che ho avuto con lui, soprattutto in riferimento a questa canzone e alla sua successiva registrazione, perché c'è sta pure un'altra cosa che ti devo dire. Era una persona apparentemente triste, cioè una persona molto a modo, naturalmente, non dimentichiamo che lui era o comunque era di ascendenti nobili, insomma, e quindi Certo. in un certo senso faceva il nobile, aveva la classe sufficiente per fare tutte le cose che faceva con classe, insomma. Evidentemente. E poi oltretutto, vedendolo in certi filmati, Sì. che non facevano parte della cinematografia, erano magari Sì. riprese così, era un uomo che dava soggezione, è vero? E come no? Dava soggezione soprattutto per quello che rappresentava, perché era Certo. praticamente un mito già allora, quando diciamo si aveva la possibilità di andarlo a vedere o in una rivista oppure di vedere i suoi film, Certo. che furono un enorme, il primo grande successo cinematografico, diciamo così, del cinema italiano, Certo. da un punto di vista soprattutto commerciale. Poi successivamente è stato rivalutato ampiamente, per fortuna. Certo. Era difficile avvicinarlo? Questo non lo so, perché in effetti io sono stato avvicinato tramite un'altra persona da lui, quindi non mi è mai capitato di doverlo avvicinare. Mhm. E per dirtela tutta, quando noi andammo, che anche altri cantanti italiani registravano altre canzoni di Totò, c'era una trasmissione che tra l'altro era fatta, gestita da Gianni Ravera, che si chiamava appunto Tutto Totò, una trasmissione Sì. radiofonica. Ah. Nella quale si registravano le canzoni di Totò e naturalmente si diffondevano. Quando noi facemmo la registrazione, per quello che mi riguarda, Totò naturalmente era in studio e dopo che io ebbi registrato venne vicino a me, come naturalmente successivamente fece anche con gli altri, e mi dette noi eravamo scritturati della RAI naturalmente, Mhm. e mi dette una busta evidentemente con un regalo dentro. Il regalo erano poi dei soldi che io cercai di non prendere assolutamente, ma lui mi disse: guarda, sono io che soffro se tu non prendi questo regalo, questo pensiero che ti faccio. Insomma, lo disse anche in una maniera talmente simpatica che fu difficile rinunciare, e credo che, adesso se ricordo bene, era una qualche cosa, ti parlo degli anni 50, quindi 51-52, non so se era qualche cosa come 25.000 lire di allora, insomma. Certo, beh, era una bella cifra. Laddove noi prendevamo 5.000 lire per cantare alla RAI, hai capito? I nostri contratti erano questi qua. Bene. Fausto, grazie per essere intanto con noi ancora. Iniziamo subito con una canzone. Io vorrei far ascoltare Embraceable You, che tu hai tradotto in M'abbracce. Sì. M'abbracce. Questo lo voglio dire perché lo penso, e penso che siano d'accordo anche gli ascoltatori, che Fausto Ciliano è una delle più belle voci che abbia avuto e che abbia tuttora la canzone italiana. Ascoltiamolo in Embraceable You. M'abbraccia come sai a fa solo tu, ma stringe
che non può essere più. Basta che ti guarda e il cuore squaglia per te. Tu soltanto si un'imbriacatura per me. Mi piace stu munni charme così. Ma è più buono se tu m'abbraccia così. Perciò fammo favore, dolce dolce, fatta accarezzare, amore fatta abbracciare. Basta che ti guarda e il cuore squaglia per te. Tu soltanto si un'imbriacatura per me. Mi piace stu munni charme così. Ma è più buono se tu m'abbraccia così. Perciò fammo favore, dolce dolce, fatta accarezzare, amore fatta abbracciare. Bellissima versione di Embraceable You con la voce di Fausto Cigliano che abbiamo con noi questa sera. Fausto, Dimmi. molto bella questa canzone. Sei molto gentile. No, no, è vero. Dimmi una cosa, Sì. come la canzone in questo momento non sta ottenendo grande successo, tu come giudichi questa situazione? Ma questo è un punto di vista, diciamo così, molto generalizzato, perché naturalmente ci sono delle cose che funzionano, non dal mio punto di vista, intendiamoci, cioè ci sono di tanto in tanto dei successi. Io credo che naturalmente quella che funziona di tanto in tanto è la canzone cosiddetta pop, cioè a dire le canzoni che si possono trovare più o meno uguali un po' dappertutto e di tanto in tanto c'è qualche bella sorpresa che praticamente tira un po' sulla situazione. Io credo che si faccia un uso indiscriminato della musica e soprattutto un uso indeterminato di un certo target. Cioè a dire, per esempio, le radio private sono rivolte solo e unicamente o quasi,
ai giovani, insomma, a quelli che possono essere plagiati agevolmente da un certo tipo di musica. Certo, capito. E quindi la maggioranza dei successi, se ci sono, arrivano da quelle cose lì. Poi naturalmente c'è musica di valore, e mi riferisco anche alla canzone italiana, in particolare, con dei cantautori che sono molto bravi e che hanno un loro pubblico. Sì, certo. Capito? Ma io voglio chiederti una cosa, Sì. una domanda che perché tu non sei più spesso in televisione? Ma questo non è difficile da dirlo, perché per esempio io negli anni passati ho fatto, non negli anni passatissimi, negli anni passati diciamo di recente ho fatto dei passaggi in televisione, ma il problema di appartenere o meno a un gruppo importante da un punto di vista della discografia, questo è quello che fa la differenza. Ho capito, certo. Hai capito? Perché Certo. praticamente gli spazi sono Minimi minimi e sono occupati solamente sono occupati sempre dagli stessi. più o meno sempre dagli stessi. Ci sono anche taluni che non compaiono molto per propria intenzione di non comparire, insomma, perché evidentemente forse non hanno bisogno. È un pochettino anche la considerazione che si fa quando si parla della canzone in Italia, del Festival di Sanremo, insomma. Sì. Batti e ribatti, cambia da qua, cambia da là, insomma sembra che va sempre peggio. È vero. Questo è vero. il problema. È Ma vero. c'è anche da dire che non escono più canzoni che si cantavano il giorno dopo. Certo, è vero. Adesso ho visto che, poi ne parliamo ancora di questo Sì. argomento perché mi interessa particolarmente sapere cosa ne pensi tu. Adesso c'è una canzone che mi ha colpito che si chiama Giulina, che è stata scritta da Totò questa. Chiaro. Ecco. La canzone Giulina è stata scritta ovviamente, è una poesia di Totò, Ah, sulla certo. quale ha messo la musica un maestro di Genova che si chiama Franco Piccolo, tra l'altro molto simpatico, anche un po' piccolino se vogliamo, ma molto simpatico. Lui è fisarmonicista, è un bel musicista, e un giorno cercò di rintracciarmi mandandomi queste canzoni che lui aveva adattato, che erano Giulina e la canzone che segue in Giulina. Adesso non c'ho davanti il disco, quindi la seconda canzone, diciamo, la seconda canzone del disco. Che dice questo è il ritratto e questi sono i capelli, sì, se sì. non sbaglio. Una Questa è ciocca la prima, di... attenzione, sì. Sì, una ciocca di seta nera di velluto. E, insomma, Totò in questa poesia parla del suo primo amore, quindi questa è anche una testimonianza. E ne parla con una delicatezza straordinaria proprio. È vero. E devo dire che anche la musica, apro una parentesi e la chiudo subito, questo disco è l'ultimo disco che io ho fatto, diciamo così, nel tempo con Mario Gangi. Mario Gangi, poi parliamo anche di lui perché è un grande chitarrista, no? Chiaro, Certo. è il mio maestro. Oltretutto Quindi. ti ha accompagnato parecchie volte, ho avuto il piacere di vederti in spettacoli televisivi Chiaro. e dei brani veramente eccezionali. Giulina, che ora ascoltiamo. La canzone Giulina che sto per cantarvi è stata scritta su una poesia di Totò, Antonio De Curtis. E Totò racconta del suo primo amore. È una specie di teleromanzo che viene fuori su una musica molto bella che è stata fatta, pensate un po', da un musicista genovese, Franco Piccolo. Chiste o ritratto e chiste soi capilli, una ciocca seta nera vellutata, e queste son che lettere più e mille, lettere in guagliona innamorata. Giulina si chiamava sta figliola,
stata prima innamorata mia, 30 anni sono passati, mamma mia. A tengo innanzi all'occhio paraiere, vocche curalla na faccia leggera, nu pare l'occhio verdi ciglia nere, senza rossetto semplice e sincero. Teneva 16 anni e io 18, faceva sartulello chiatamone, scendeva la fatica in punta all'otto e mi aspettava a me sotto portone, senza parlare, subito sotto raccio. Ci pigliava, mi chiedeva, ma fa amore, vicino a casa sua in coppa brancaccia, parole dolci e zucchero in tuo cuore. Mettendo sciapugliata in faccio muro, ammussa, ammussa tutte e due abbracciate, dinta penombra in angoli l'oscuro, quanta sospira e vasa appassionata. A tengo innanzi all'occhio paraiere, bocche curalla na faccia leggera, nu pare l'occhio verdi e ciglia nere, senza rossetto semplice e sincero. Giulina si chiamava sta figliola, che è stata prima innamorata mia, 30 anni sono passati,